Allora, prima nella mia introduzione ho detto che dopo aver scandagliato tutti i cantautori dialettali bresciani ci siamo spostati nella vicina Bergamo e abbiamo saputo che il nome più importante è il suo. Però io vorrei, giusto per i gussachensi che ci sono qua, perché magari i tuoi fans sanno già vita, morte, miracoli, anche quanto porti di scarpe, ma i gussachensi vorrebbero sapere un attimino chi è Beppi. Beh, ti ringrazio per avermi definito il più importante. In realtà sono uno di quelli che cantano in dialetto, perché poi gli altri magari si offendono. In 2 minuti dirti chi è il Beppi e cosa fa è difficile, anche perché il Beppi nella sua storia è stato tante cose. Ti posso dire che il Beppi attuale è un personaggio che ovviamente attraverso il dialetto cerca di tenere alti i valori del suo territorio. Oh no, signore e signori, Beppi! Grazie! Ribadisco che per me è un onore essere in questa piazza, peraltro molto molto bella. Lui ha detto Beppi chiaramente perché probabilmente il nome che ricorda è quello, ma dietro di me come sempre c'è un gruppo che mi ha aiutato in tutti questi anni a far sapere a più gente possibile chi era il Beppi. Il primo del gruppo dei Prismas che vi vado a presentare, from Casnigo, Stefano, il guidone, amico! El pimpante se la batteria, la chiara che la fanno, però che senti che manca il no, cioè è un suono secchino, gli manca qualcosa, solo gli manca la ciccia, come si dice in gergo, la ciccia gliela dà da Caravaggio, vamo a 4! Dicevamo che ci serve la ciccia, il grosso, quel suono calcaltaria che messa ai costi, quello che ti fa sentire la musica dentro. You ready? Oh! Yeah, good doggy, 1, 2, 4. 2, i chitarristi dei Prismas. Il primo arriva più o meno dalle mie parti, quindi si parla di Alta Val Seriana, ladies and gentlemen, Enrico Vicky Moiolo. Ma manca l'uomo U, altro uomo della pianura, from Voltiere, Stefano l'animale da Cortile. Anche alla metti sulla chitarra di mi ha scritto qualche settimana fa un vostro compaesano che mi dice che una volta che ti aiuta a chiusare guai a te se ti fai so che la canzuche. Allora ovviamente per prima che almeno sono sicuro che non resterà deluso.
spera. Quand je fais, ma visto che cuore sempre rinascere ma chi ci ha ripensato 15 euro? Sì, con il caso sei. Ma coi pensieri che a me la me in cui venerdì sto piede perché fu festa almeno per vedere da più di un mese ci ce ne abbia che a Silvia linda contra e bavaglini ed altre cose belle e ieri spero perché menda e naso al centro vedere un cadelle che non mi oia però Susano cantare all'audio e luci di travagliato con le tue denti da uno sotto l'acqua. Ci se ne frega se becca in cullen danza pissato te o tri. Ci se ne frega se tutti e fame ai al mare ai Seychelles sulla Disney. Ci se ne frega la raga si cavallo.
singing in my LC dreaming I'm breaking to Britney Spears. Live my California and the thought this man così. Il primo dei nostri ringraziamenti va alla Pro Loco di Gussago che nell'ambito del suo progetto dialettale ha pensato Happy and the Prismas. Noi siamo veramente molto contenti che anche a così tanti chilometri da casa ci si ricordi di noi, quindi grazie mille a Valerio Cirelli, grazie alla Proloco, grazie a tutti quelli che hanno detto sì, a tutto il pubblico di Gussago che arrivasse da Brescia, da Bergamo, da dove vuole arrivare, l'importante è che stasera eravate qua davanti, grazie mille. 1, 2, 1, 2, 3. Credetemi, non me l'aspettavo. Signori, Happy and the Prismas!